Adesso vi faccio vedere come si prepara le samosa. Samosa sono queste vegetariane, io le ho preparate con patate lesse, piselli, ho fatto un piccolo soffritto di semi di cumino, ho messo uvetta e anacardi a tostare e dopo ho messo tutte queste spezie in polvere, dipende da quanta quantità che volete voi. Questa è quella per circa 10-15 samosa. Ho messo un pizzico di curcuma, un cucchiaino e mezzo di garam masala, un cucchiaino di chaat masala, pizzico di paprika kashmiri o peperoncino kashmiri che non irrita tanto il sistema digestivo ma vi dà un gusto buonissimo al cibo. Il semi di cumino sappiamo che fa molto bene al cibo per digerire. Allora abbiamo tutto il mix qua preparato con patate lesse, piselli e le nostre spezie. Le prepariamo stendendo l'impasto in ovale, facciamo un triangolino e chiudiamo. Giriamo il nostro triangolino e con aiuto di un cucchiaio facciamo un ripieno e chiudiamo. A questo punto facciamo un piccolo pizzico qua per piegare il nostro samosa, le chiudiamo bene e prepariamo il nostro triangolino di samosa. Ecco il nostro impasto per samosa. Questo l'ho preparato con circa 2 tazze di farina, 3-4 cucchiai grandi di olio, pizzico di sale e l'abbiamo impastato con pochissima acqua. Più olio c'è qui e il nostro impasto diventa più friabile, per quello se volete fare al forno mettete un po' di più olio, se volete fare fritto mettete un po' meno olio, anche il impasto deve essere molto friabile. Lo possiamo fare fritte o messe al forno. Le nostre samosa sono gustosissime con pesto di tamarindo e datteri o anche con un dip di una salsa di menta e yogurt.